Consiglio regionale ha approvato la richiesta di un referendum per cambiare la legge elettorale nazionale in senso maggioritario. È stato approvato con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti. Istituire una procura e una corte penale europea a tutela dell'ambiente e della salute a Venezia. La proposta è stata presentata al Parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle. Cacciari ricorda Giovanni Mazzacurati, l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, scomparso in America a 87 anni. Vedere il Mose terminato era il suo sogno. Al via un progetto per sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori stessi ad affrontare le aggressioni fisiche e verbali. È ricoverata al reparto Grandi Ustionati di Padova la guardia giurata rimasta ferita dall'esplosione della sua sigaretta elettronica mentre era in servizio al Parco della Bissuola. 2 giorni di blocco al traffico di Rio Novo per raccogliere dati utili a controllare l'inquinamento. Smog e moto ondoso fanno sempre più parte della realtà veneziana. Parte lunedì prossimo la 4ª edizione di Ottobre Rosa, decine di eventi in tutta la città metropolitana per diffondere la prevenzione del tumore al seno. Buonasera, ben ritrovati dall'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3, la politica in primo piano. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la richiesta di un referendum per cambiare la legge elettorale nazionale in senso maggioritario. Sentiamo. Con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato quella che in gergo tecnico si definisce deliberazione amministrativa per indire un referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale di Camera e Senato. Per il presidente Zaia, il Veneto ha dato un bel segnale nella direzione della governabilità con un modello riconducibile a quello vigente nelle regioni. Chi conquista la maggioranza, prendendo anche un solo voto più degli altri, ha detto Zaia, ha diritto ad avere una maggioranza qualificata per governare. La proposta referendaria è stata lanciata a livello nazionale dalla Lega. C'è la volontà da parte di 5 consigli regionali a livello nazionale nel portare avanti questa battaglia. Noi oggi per primi l'abbiamo votata a maggioranza. Speriamo che nelle prossime ore anche la Lombardia, il Friuli, il Piemonte, la Liguria e la Basilicata possano votare questo importante provvedimento e poi ovviamente aspetteremo la sentenza da parte della Corte Costituzionale se autorizzerà o meno questo importante referendum. Il Veneto diventa così la prima regione delle 5 necessarie ad aver approvato la richiesta di referendum abrogativo della legge elettorale nazionale. Il prossimo lunedì, se arrivano appunto anche gli altri consigli regionali, depositeremo questa richiesta di referendum per far sì che ci sia un'elezione di tipo maggioritario dove viene indicato chiaramente nel collegio il nome di un candidato ed essere certi che l'elezione dia un risultato immediatamente alla chiusura delle urne. Molto scettiche le opposizioni sia nel merito che nei modi in cui la deliberazione è passata a Palazzo Ferrofini. E dopo essere stata per lunghi anni a favore del proporzionale, improvvisamente si è convertita a puntilla per il maggioritario, ma è un maggioritario falsato che darebbe a un solo partito anche il 100% dei seggi. È una legge da Bulgaria, ma prima della caduta del muro di Berlino. Noi siamo sempre favorevoli al referendum, ma qui non si tratta di una proposta referendaria, questa è una pura sceneggiata politica che si infrangerà contro la Corte Costituzionale di qui a breve. Quindi non abbiamo deciso di prestarci a questa opera puramente mediatica. Polemiche respinte dalla maggioranza. È un modo per riportare ai cittadini la potestà di decidere sulla propria legge elettorale. Istituire una procura ed una corte penale europea a tutela dell'ambiente e della salute a Venezia. La proposta è stata presentata al Parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle. Venezia è la sede naturale per ospitare una procura ed una corte penale europea per reati contro l'ambiente e la salute. La proposta è stata lanciata a Bruxelles dai parlamentari del Movimento 5 Stelle e dal consigliere regionale Jacopo Berti in rappresentanza dei 5 Stelle del Veneto. Perché Venezia? Perché Venezia da più di 1000 anni rappresenta, è il simbolo perfetto dell'equilibrio tra uomo, natura, la sua laguna, l'acqua, e in questo equilibrio perfetto l'uomo è riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli ed è proprio per questo, perché Venezia rischia di essere distrutta dai cambiamenti climatici, dal surriscaldamento globale, dall'innalzamento delle acque, che dobbiamo salvare Venezia.
Venezia, con la forza della sua storia e del suo patrimonio artistico, ma anche con le sue fragilità, è una città simbolo dell'equilibrio tra uomo e ambiente e rappresenta dunque la sede naturale per ospitare due organismi importanti in un periodo in cui i cambiamenti climatici lanciano sfide nuove alla tutela dei beni comuni e dei diritti dell'uomo. E se salveremo Venezia, salveremo il pianeta, e quindi questo deve essere il luogo perfetto per accogliere la Corte Penale Europea per l'Ambiente assieme alla Procura Penale Europea per l'Ambiente. Cosa vuol dire? Finalmente un tribunale per andare a sanzionare, per andare a colpire chi inquina, chi mette a repentaglio il nostro futuro, chi mette a repentaglio le prossime generazioni. Ci sono situazioni a partire da Venezia che non possono più aspettare ed il MOSE, quando entrerà in funzione, rischierà di essere già superato. Il presidente nazionale di Federlogistica Conftrasporto, Luigi Merlo, cita Venezia per lanciare l'allarme sui rischi legati all'innalzamento dei mari. Siamo in drammatico ritardo su questo fronte, causato anche dal cambiamento climatico, che sarà tra le principali emergenze che dovrà affrontare l'Italia nei prossimi anni, avverte Merlo, secondo il quale occorre subito un piano coordinato dai Ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti da inserire nella prossima legge di bilancio, un grande progetto per mettere in sicurezza l'economia portuale e turistica del nostro Paese. Servono interventi di sicurezza idraulica, di protezione e progettazione di edifici che si adattino al livello dell'acqua. Ed ora torniamo a parlare della morte di Giovanni Mazzacurati, l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, scomparso a 87 anni, una figura controversa legata indissolubilmente al MOSE e allo scandalo Tangenti. Tanti commenti che sono arrivati in queste ore dal Veneto, come quello dell'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che ricorda i contrasti con lui proprio sul progetto MOSE. Sentiamo le sue parole, l'abbiamo raggiunto al telefono. Nessuno diventa santo quando muore, uno può essere santo soltanto quando vive e mentre vive. E Mazzacurati non era assolutamente santo. È una persona, tra tutti quelli della, tra virgolette, banda MOSE, era l'unico che davvero credeva da un punto di vista tecnico-scientifico al progetto. E con chi sapeva di poter trattare in modo onesto, trattava in modo onesto. Ho sottoscritto. Per 20 anni siamo andati dietro battagliando su posizioni opposte, sempre avendo da lui il massimo rispetto, senza che mai la discussione cadesse nemmeno vagamente su altre cose, perché sul merito del progetto, a tutti i costi perseguire un progetto completamente sbagliato e dannosissimo per la città. Il sottoscritto è stato praticamente l'unico a combatterlo, e questo ha prodotto in lui, in Mazzacurati, sicuramente una grande stima nei miei confronti. Sono stato l'unico a dire che era un progetto dannosissimo per la città, che avrebbe distolto dalla città somme enormi che sarebbero state usate assai meglio altrimenti. Sono stato l'unico, tutti dietro al MOSE, per una ragione o per l'altra, più o meno dicibile, tutti quanti dietro. Centrodestra, centrosinistra, Prodi, Berlusconi, tutti. Facciano autocritica a loro, si vergognino loro, non Mazzacurati. Mazzacurati è stato l'unico che era convinto del progetto, assolutamente convinto, e che stimandomi soffriva da morire ogni volta che gli dicevo bada ingegnere che questo progetto non funziona, che questo progetto è sbagliato. Ma lui no, lui ci credeva ed era risposto a tutto quello che poi è il risultato. E la scomparsa in California di Mazzacurati chiude un altro capitolo della vicenda MOSE. Il padre padrone del MOSE, che il MOSE è finito, non lo vedrà mai. La gloria e poi lo scandalo, il potere e poi la polvere. La parabola di Giovanni Mazzacurati è terminata ben lontana da quella Venezia che ne aveva decretato prima il successo e poi la caduta. È terminata in California, a San Diego, dove il MOSE forse lo conoscono per qualche corrispondenza dall'estero, e comunque legata a parole come tangenti e corruzioni, tutt'al più, ritardo colossale. Perché in California ormai viveva l'87enne che fu il deus ex machina del Consorzio Venezia Nuova, tanto malato da essere ritenuto inidoneo alle deposizioni. Uscito di scena dal processo MOSE, pur essendone uno dei protagonisti effettivi. Nativo di Pisa, ma veneziano d'adozione, l'ingegner Mazzacurati, il creatore di quel Consorzio Venezia Nuova, culla del MOSE, di cui fu a lungo direttore e poi presidente fino al 2013, poco prima che il terremoto sconquassasse la politica e i sistemi di potere in laguna.
Secondo la Procura è stato il perno del sistema di false fatturazioni del Mose che hanno portato a tangenti, favori, campagne elettorali, eventi cittadini con soldi pubblici. Fiumi di denaro, 22 milioni di euro distribuiti illecitamente, secondo i magistrati, per spianare il percorso della grande opera delle dighe mobili. Accusato e poi accusatore di politici, imprenditori e funzionari dello Stato. Testimone di rilievo, prima della demenza senile che secondo i periti del tribunale lo resero incapace di poter affrontare un processo, tanto da spingere i PM a firmare l'archiviazione di ogni accusa. In mezzo anche la morte del figlio Carlo, talentuoso regista scomparso per un tumore proprio nel 2014, l'anno della disfatta. E infine il buon ritiro da uomo libero in California, dove il Mos era diventato poco più di un eco, ma che a Venezia invece, con tutti quei soldi spariti, pesa ancora come un macigno. Aggressioni fisiche e verbali sul luogo di lavoro. Al via un progetto per sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori stessi ad affrontarle. Sentiamo. L'85% dei lavoratori che si relaziona costantemente col pubblico, dagli sportelli alla sanità, dichiara di aver subito aggressioni sul posto di lavoro. Lo rivela un'indagine svolta con un questionario da Legacoop Veneto e INAIL Veneto. L'obbligo deve essere quello di cercare di mettere in atto prassi che esistono per togliere d'importanza all'aggressione, cioè in qualche modo fronteggiarla, direi con intelligenza, e evitare tutti quei comportamenti che al contrario possono diventare quasi un innesco di aggressività su aggressività. La realtà è che spesso i lavoratori, per esempio, un'aggressione verbale quasi non la considerano un'aggressione. Siamo in una società che è diventata un po' più vivace e sembra che la diano per scontato, invece è già un segnale sul quale bisogna stare molto attenti e reagire. Da qui nasce un progetto biennale con l'obiettivo di aiutare questi lavoratori e i loro datori a riconoscere e prevenire situazioni e fattori che possano mettere in pericolo la loro sicurezza. Attraverso la comprensione di quelli che sono stati i fenomeni, riuscire a capire quali strumenti psicologici o di organizzazione del lavoro mettere in campo rispetto al fenomeno dell'aggressione in contesti di erogazione di servizi museali o nelle case di riposo o in tutti i contesti dove le nostre cooperative si trovino ad operare. Il profilo della vittima emerso è donna tra i 30 e i 40 anni, per lo più con un'esperienza lavorativa fino a 5 anni e una laurea di secondo livello. Gli uomini aggrediti hanno tra i 41 e i 50 anni, un'esperienza fino a 5 anni e sono in possesso di un diploma di scuola media inferiore. La ricerca ha anche indagato quali siano le emozioni provate dopo un episodio di aggressione. I traumi sono i peggiori, sono quelli nascosti, la paura, lo spavento, il lavoratore che dopo ha paura di stare allo sportello, le conseguenze sono tante, però numericamente noi ne facciamo una rilevazione in base alle convenzioni europee con determinati meccanismi, per cui dividiamo tra aggressioni che avvengono o comunque incidenti che avvengono a causa di animali, quelle che avvengono all'interno del posto di lavoro, il classico postino che viene morso dal cane, mi viene il primo esempio, quelle che avvengono all'interno del posto di lavoro, quindi tra colleghi che hanno un momento di aggressività, e quelle che avvengono da fuori. Il 57% avviene da fuori. È terminata la 2 giorni di blocco del traffico in Rio Novo a Venezia per raccogliere dati utili a limitarne l'inquinamento. Il traffico è sempre più intenso, purtroppo la vita insomma tutti i giorni conta milioni di turisti, di conseguenza i mototopi sono di più, il trasporto taxi è più numeroso, le gondole sono più numerose, quindi è una realtà, nei canali c'è parecchio traffico. La chiusura di un canale alla circolazione acquea, come è accaduto per 2 giorni a Rio Novo, il 23 settembre per le unità di trasporto cose, il 24 per il trasporto persone, non è certo un provvedimento frequente, ma oramai il traffico a Venezia è tale che proprio Rio Novo, dove per 60 giorni sono state sperimentate le targhe alterne ai motoscafi, è più inquinato della tangenziale di Mestre. Il blocco è stato disposto per raccogliere gli elementi necessari a ridurre le concentrazioni di diossido di azoto. Targhe alterne o chiusure temporanee non convincono però chi nei canali si muove da sempre. Spostando il traffico da un rio, tutti praticamente proseguono per un altro rio, quindi non è che si levano le barche, si spostano e basta, quindi il traffico che c'era prima nel Rio Novo è sicuramente da un'altra parte, cioè non è qui come Milano che chiude una zona, allora nessuno va, qui la città è piccola, i trasporti sono quelli, le barche sono quelle, quindi in un modo o in un altro tutti devono girare.
Traffico, inquinamento e motondoso fanno sempre più parte della quotidianità cittadina. Secondo Giampaolo D'Este, pluricampione di regate a Venezia, responsabile del traghetto di fronte al comune a pochi passi dal ponte di Rialto, la soluzione, peraltro già paventata dopo l'incidente mortale in Canal Grande del 17 agosto 2013, potrebbe essere un'altra. Non so se sia un'utopia, ma tutti i trasporti secondo me dovrebbero essere effettuati all'alba, cosa che comunque comporterebbe non so, spese in più da parte dei negozi o comunque, però sarebbe l'unica cosa per snellire il traffico, perché purtroppo se tutti lavorano alle 10 di mattina, cioè, se la barca delle immondizie alle 11:30 è ancora sulle rive, è normale che il traffico è più intenso. Ci dovrebbe pensare di anticipare come si fa in terraferma. La cronaca maxi sequestro della Polizia Locale di Venezia che ha scoperto 7 serre con strumentazione per un valore di 120.000 euro, 1 chilo circa di foglie di marijuana essiccate, altrettante da essiccare, bottiglie di diserbante tale da produrre 10.000 dosi di stupefacente. Il proprietario, un 47enne, è stato posto agli arresti domiciliari. Sequestrato un capannone rurale nel quartiere della Gazzera al termine delle perquisizioni che sono durate per tutta la notte. È ricoverata al reparto grandi ustioni di Padova la guardia giurata ferita della sua sigaretta elettronica che gli è esplosa in tasca mentre era in servizio al parco della Bissuola a Mestre. Chi l'ha sentito l'ha paragonato all'esplosione di un petardo a uno sparo. Ad esplodere attorno all'1:30 di notte è stata invece la sigaretta elettronica che si trovava nella tasca di una guardia giurata in servizio al parco della Bissuola a Mestre. L'uomo, un 51enne di Codevigo, è stato ricoverato prima all'ospedale dell'Angelo, quindi, vista la gravità delle ferite, al reparto grandi ustionati di Padova, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di più di 40 giorni, in un quadro clinico che è tenuto sotto stretta osservazione. Le ustioni, tra il secondo e il terzo grado, interessano la zona inguinale e una gamba, particolarmente nella zona di una coscia. Da accertare ancora le cause che hanno provocato l'esplosione. Blitz da parte della polizia vicino al sottopasso di via Dante a Mestre. Dopo una segnalazione arrivata al 113, gli agenti hanno fermato 4 persone che alla vista delle auto hanno tentato di fuggire ma sono stati immediatamente bloccati. Tra gli identificati un uomo di nazionalità nigeriana che durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 2 sacchetti contenenti 14 grammi di eroina e della somma in contanti di 400 euro, probabile provento della vendita dello stupefacente. Per l'uomo è scattata la denuncia per detenzione e spaccio. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, una notizia appena giunta in redazione: referendum per la separazione di Venezia e Mestre si voterà domenica 1 dicembre, lo ha comunicato proprio pochi minuti fa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Appunto il referendum di iniziativa popolare concernente la separazione dei 2 comuni di Venezia e Mestre si terrà appunto il 1 dicembre prossimo. Parliamo ora di prevenzione del tumore al seno. Parte lunedì prossimo la 4ª edizione di Ottobre Rosa con decine di eventi in tutta la città metropolitana. Arrivato alla 4ª edizione, Ottobre in Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, coinvolge settori sempre maggiori della città metropolitana di Venezia, con un calendario di iniziative crescenti per numero, per varietà e per qualità. Un impegno costante a fare squadra non solo tra Comune e Lega Italiana per la lotta ai tumori, ma anche tra enti, gruppi e associazioni del territorio che si occupano di prevenzione, cura, informazione e sport, fortemente sostenuto dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, un'iniziativa che oggi si colloca tra le maggiori del genere in Italia. Eventi in tutto il territorio, altre realtà stanno chiedendo di prendere parte a questo mese della prevenzione, iniziative sparse in tutto il territorio, quindi dalla terraferma al centro storico alle isole, e siamo felici. E la cosa più importante è arrivare
nel cuore di tutte le persone, facendogli capire che la prevenzione è vita. Appuntamenti di carattere medico, informativo, sportivo, ricreativo coinvolgono anche altri comuni come Chioggia, Jesolo, Meolo, Marcon, Martellago e Noale, oltre a municipalità, associazioni sportive e di volontariato. Partenza il 30 settembre col Vaporetto Rosa in Canal Grande. Un vaporetto che è un po' il simbolo della città di Venezia, che farà il giro di tutto il territorio e in cui le donne potranno non solo avere informazioni sugli screening, sulla prevenzione, ci saranno dei laboratori, ma non vogliamo svelare troppo, anzi vi invitiamo all'inaugurazione di lunedì 30 alle 14 a Piazzale Roma, ma a bordo di questo vaporetto verranno fatte anche delle visite dai nostri medici della ULSS 3. Una serie di eventi in cui si riscopre anche l'essere comunità, cui hanno aderito massicciamente anche i commercianti. Abbiamo avuto una grandissima risposta, aderisce Zelarino, Gazzera, Chirignago, Marghera, Catene, l'Ascom Mestre, l'Ascom Marghera e il distretto del commercio di Mestre. L'associazione Zelarino produce con l'associazione Ciani Forever e i Zelarino in Cammino una camminata in rosa per devolvere, che si svolgerà tutti i giovedì, la cui il primo giorno è il 3, per devolvere i fondi alla Vapo, quindi prevenzione anche attraverso il cammino. E proprio di prevenzione del tumore si è parlato oggi a Mestre nel corso di un convegno. Quanto è importante la prevenzione dei tumori, se ne è parlato a Mestre durante il convegno Ottobre in Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Ci rivolgiamo alle donne giovani, anche perché purtroppo sono sorti tanti casi di tumore in ragazzi giovani, mentre una volta non c'era questa incidenza di tumore, adesso purtroppo abbiamo avuto dei casi di tumore in donne al di sotto dei 30 anni. Come testimonia la presidente della Lega Tumori della sezione di Venezia, ora le donne più esposte sono quelle al di sotto dei 30 anni. Fate attenzione al vostro seno, non solo dal punto di vista estetico, continua la Cevolani, perché arrivare con una prevenzione, una diagnosi precoce vuol dire salvare la vita assieme all'estetica. Il Trifoglio Rosa è una meravigliosa squadra di donne che hanno incontrato nella loro vita il tumore al seno, sono state operate e hanno deciso che c'era una chance dopo il tumore. Il Dragon Boat è proprio uno sport riconosciuto per una riabilitazione psicofisica e per la prevenzione del tumore. Testimonianze raccolte durante il convegno, persone che hanno affrontato con rispetto ed umiltà uno dei mali del secolo. Di avere coraggio, perché anche se si scoprono cose che una volta erano quasi come delle condanne, oggi come oggi ci si può rifare, si può vivere e si può anche migliorare, perché ho cominciato anche a essere un po' sportiva, quello che prima non ero. Ho avuto un tumore quando avevo 50 anni. Come se ne è accorta? Me ne sono accorta con l'autopalpazione, che resta sempre lo screening migliore per accorgerci che qualcosa non va. E il momento migliore, lo dicono anche i medici, per fare questa palpazione è quando si è sotto la doccia insaponate, perché le mani scivolano e si sentono anche le più piccole cose che non vanno. Il carcinoma della mammella è ancora il primo tumore in Italia che colpisce le donne, quasi 54.000 lo scorso anno, secondo i dati del Ministero della Salute presentati ieri. Non è che l'incidenza sia elevata nel Nord Italia, è che il Nord Italia ha in questo momento screening oncologici più consolidati e quindi diciamo le donne vengono tempestivamente diagnosticate. Questo dato sta portandosi anche verso il centro e il sud Italia man mano che gli screening vengono consolidati. Al mercato di Rialto una performance per sensibilizzare sul mondo dell'artigianato e in generale sul futuro della città di Venezia. Vediamo. Urlo muto appare un ossimoro drammatico, una richiesta d'aiuto che rimane tragicamente inespressa, e l'urlo muto della Serenissima Dinosaura è il titolo della performance teatrale del gruppo Gualtiero Dall'Osto and Friends, uno spettacolo nato da una profonda riflessione sul mondo dell'artigianato veneziano e sulle avversità e i drastici mutamenti che gli antichi e attuali mestieri soffrono, soprattutto in una città come Venezia, artificiale per eccellenza, nata per opera del lavoro di tanti artigiani creativi
motivi che ha bisogno più di qualsiasi altra per la sua futura sopravvivenza di mani intelligenti e di mestieri che invece un po' alla volta sono dimenticati, tramontano inesorabilmente o si lasciano emigrare altrove. Una performance per risvegliare orgoglio e coscienza degli ultimi veneziani, di tutti quelli che non si riconoscono o non accettano più passivamente questo ruolo da fantasma o da dinosauro in via di estinzione, ruolo che una forzata vocazione turistica ha oramai da troppo tempo assegnato ed imposto alla città di Venezia. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito della giornata dell'artigianato in pescheria a Rialto, una manifestazione promossa dal comitato Rialto Nuovo. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta mercoledì si sposta verso sud, ecco che la pressione torna ad aumentare, tempo dunque via via più stabile. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 26 settembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ci attende una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà infatti al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori, qualche addensamento solamente sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature anche in questo caso invariate, minime tra 12 e 18 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, residui piovaschi al mattino solamente sui confini alpini. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 25 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.